Dunque il sindaco di Messina, Cateno De Luca, prosegue la protesta ad oltranza contro il provvedimento del ministro della Salute Roberto Speranza, che impone il possesso del Super Green Pass per attraversare lo stretto di Messina e annuncia le proprie dimissioni da sindaco. Seguiamo. Siamo in attesa che il ministro Speranza faccia con un colpo di penna, come ha fatto per le isole minori, il proprio dovere, corregga una stortura normativa. Vi posso dire che c'è stato qualche parlamentare messinese che è riuscito a parlare con Speranza, e Speranza a quanto pare ha riferito che non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché ammetterebbero il loro grave errore. Cioè, questi hanno fatto una stronzata legislativa e ora, per presunzione, pura presunzione, non vogliono correggerla. Quindi noi dobbiamo rimanere qui sotto sequestro di Stato per presunzione da parte di Speranza. Io mi auguro che le cose non stiano così. Io ho mantenuto anche il mio impegno che avevo preannunciato. Avevo detto che oggi avrei consegnato le mie dimissioni da sindaco e l'ho fatto poco fa. Le mie dimissioni sono state protocollate.